Un contrassegno che darà più valore ai nostri vini. La presentazione di questa fascetta di Stato è stata fatta a Roma, alla Zecca, e ne parliamo con chi ha portato avanti questo progetto. Presidente, un contrassegno che dovrà assicurare quindi una tracciabilità molto attenta e soprattutto evitare le contraffazioni, quindi dare maggior valore aggiunto a quelle che sono le produzioni IGT del nostro territorio. Sì, questo rappresenta un grande momento, un punto d'arrivo ma soprattutto un punto di partenza. Vorrei dedicare questo momento agli oltre 5.000 produttori, ovvero le famiglie di produttori che coinvolgono l'IGT Emilia, una grande denominazione, la più grande IGT italiana, che coinvolge 6 province della nostra regione, il cui cuore pulsante è tra Reggio Emilia e Modena, perché questo rappresenta un vero momento fondamentale nell'ottica della valorizzazione del prodotto e quindi il principale motivo per cui è stato fatto è per dare una garanzia al consumatore ma anche un reddito al produttore. Stiamo parlando di quanti ettari e di quanti ettolitri di questo prodotto a indicazione geografica tipica? Allora, l'IGT Emilia rappresenta oltre 28.000 ettari sulle 6 province della regione Emilia-Romagna per un corrispondente imbottigliato dell'ultimo anno di 120 milioni di bottiglie, il cui 70% destinato al mercato estero. Di questi 120 milioni, 107 milioni sono Lambrusco. Un iter che è iniziato parecchi mesi fa e quindi finalmente è arrivato a compimento, quindi dal 1° agosto ufficialmente si potrà applicare questa fascetta che identifica i vini. Sì, vorrei sottolineare che questa è una scelta volontaria, non è imposta, ma è una volontà del consorzio dei produttori di dimostrare fino in fondo la tracciabilità di un prodotto e per questo ne chiediamo il giusto valore. Quanto costerà ai produttori questa fascetta? Ma il costo effettivo sono pochi millesimi per bottiglia, che comunque è un costo, però credo che sia il più bello investimento per la qualità, per la tracciabilità e per dare un futuro importante alla denominazione IGT Emilia. Diciamo che sull'IGT questo rappresenta il primo progetto sperimentale a livello nazionale e ringrazio il Ministero e l'ICQRF per la possibilità che ci ha dato su richiesta dei produttori di poter collocare questa fascetta in diverse posizioni della bottiglia e non nell'obbligo della chiusura come per le DOC e delle DOCG. Quindi ufficialmente con la prossima stagione vendemmiale il vino che verrà prodotto appunto a partire da agosto in avanti sarà etichettato per chi lo vorrà con questa fascetta. Sì, dal 1° di agosto è obbligatoria perché la scelta fatta dal consorzio IGT Emilia, che è un consorzio che beneficia dell'erga omnes, cioè le scelte vengono applicate su tutti gli utilizzatori, è un obbligo di legge, gli imbottigliati dal 1° di agosto dovranno avere obbligatoriamente la fascetta di Stato prodotta dall'Istituto Poligrafico che ci sta ospitando in questo momento sulla propria bottiglia. Questo è anche un sistema che ci permetterà il controllo e con il barcode anche il consumatore potrà risalire ai dati e alle caratteristiche del produttore oltre ad eventualmente gli abbinamenti. Riguardo invece al prodotto già imbottigliato? No, il prodotto imbottigliato andrà ad esaurimento, quindi tutte le produzioni dal 1° di agosto, però sappiamo che il Lambrusco, che rappresenta la principale tipologia dell'IGT Emilia, non è un prodotto da invecchiamento, quindi nell'arco di alcuni mesi andrà a smaltimento e quindi credo che andare alla fine dell'anno tutto il prodotto sarà etichettato. Questa fascetta diventa un vero e proprio passaporto digitale per cui il consumatore potrà conoscere tutti i dettagli e la provenienza della bottiglia che ha acquistato o che sta degustando con il proprio smartphone. Assolutamente sì, il contrassegno oltre ad essere appunto una piccola banconota che rende più sicuro il prodotto e di conseguenza il consumatore che va a scegliere quel prodotto, apre attraverso un QR code che è un elemento assolutamente semplice, scansionabile da qualsiasi dispositivo, tutta una finestra sul mondo produttivo, per cui non solo si riesce a conoscere tutto il passaporto digitale di prodotto e quindi tutto il percorso che il prodotto, che la bottiglia di vino ha fatto fino ad arrivare nelle mani del consumatore, ma consente al consumatore
è proprio di entrare in contatto con gli attori di filiera, quindi parliamo del consorzio, parliamo del produttore e dell'organismo di certificazione che poi effettivamente ha verificato la qualità di quella bottiglia di vino. Non solo questo, è possibile consultare le varie iniziative che le aziende vorranno mettere a disposizione, i canali social delle aziende, piuttosto che tutti i dati del prodotto, del territorio, della sua origine, consultare le ricette, votare l'abbinamento preferito del vino, le iniziative di sostenibilità, quindi diciamo le iniziative sono tante che mettono a disposizione appunto un vero e proprio canale di comunicazione e di trasparenza tra filiera e consumatore. Ma al di là del vino, quanti milioni di contrassegni vengono rilasciati dal vostro istituto? Per i contrassegni parliamo di oltre 10 miliardi di contrassegni in diversi settori, quindi parliamo di tabacchi, di bollini farmaceutici. Solo nel settore vino siamo ad oltre 2 miliardi e proprio di recente siamo partiti quindi anche con i vini GT, quindi ci auguriamo e pensiamo insomma, che questo numero andrà sempre ad incrementarsi nel corso dei prossimi mesi ed anni. È corretto dire che il consorzio GT Emilia ha fatto da apripista per quel che riguarda i vini di GT? Allora, c'è stata una primissima adesione che è stata quella del Benevento, evidentemente del Benevento IGT, evidentemente l'ingresso di un consorzio comunque molto grande, molto importante come quello dell'Emilia IGT apre sicuramente le porte verso nuove adesioni o sicuramente verso una visibilità sempre maggiore di questo contrassegno, anche banalmente a scaffale, nei ristoranti e comunque per tutti i cittadini insomma, che consumano appunto vini in Italia e nel mondo. Direttore, un'attività a tutto campo, quella del poligrafico, quali sono in sintesi le attività che svolge questo istituto? Il poligrafico già storicamente svolge molte più attività di quelle che il cittadino tradizionalmente conosce. Noi abbiamo tutta la parte di documenti d'identità, quindi patenti, carte d'identità elettronica, passaporti, e in quel mondo insieme al Dipartimento per la Trasformazione Digitale abbiamo recentemente fatto il wallet, che è il portafoglio digitale dei cittadini. Dopodiché facciamo le targhe dei veicoli e dei motoveicoli degli italiani, dopodiché facciamo la gazzetta ufficiale, pubblichiamo la gazzetta ufficiale sia che è digitale che cartacea, così come ultimamente abbiamo un focus molto importante sull'anticontraffazione che riguarda i bollini farmaceutici, i tasselli tabacchi, gli alcolici, i vini DOC, DOCG e l'IGT di cui stiamo parlando oggi, il consorzio Emilia IGT, e l'agrifood, quindi c'è anche uno sviluppo di questo settore anche nell'ambito dell'agrifood, in particolare dell'olio. Dopodiché tutto quello che stiamo facendo sta diventando digitale. Ho detto prima del wallet, lo posso dire altrettanto a proposito dei contrassegni, perché inquadrando il QR code si apre il mondo, in questo caso il consorzio Emilia GT, quindi ci sono informazioni per i consumatori, informazioni di marketing, tracciabilità, certificazioni, quindi aiutiamo il consumatore a capire perché un prodotto è meglio di un altro, perché scegliere un prodotto. Siamo diventati soggetto attuatore per l'Agenzia di Cybersicurezza Nazionale, quindi in materia di sicurezza informatica, e da ultimo abbiamo il ruolo di soggetto attuatore della dematerializzazione degli archivi cartacei della pubblica amministrazione. Insomma, è una società che ha i piedi ben piantati nel mondo materiale e fisico, ma nel frattempo si sta sviluppando tantissimo dal punto di vista dell'innovazione, è diventato uno dei player pubblici, forse il principale player pubblico nella trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Direttore, ma lei conosceva i vini Emiliano Romagnoli prima di questa contrassegno? Io sono un amante del vino, in particolare del vino rosso, conoscevo i vini Emiliano Romagnoli e spesso li sceglievo autonomamente ancora prima del contrassegno. Oggi ho un motivo in più. Valor Italia è un tassello molto importante in questa ultima operazione. Allora, innanzitutto chi è Valor Italia e come potranno chiedere il contrassegno di Stato, e visto che voi siete coloro che poi distribuiscono formalmente questi contrassegni. Valor Italia è un organismo di certificazione che opera in nome e per conto del Ministero, quindi abbiamo una delega ad operare. Valor Italia, ecco, il contrassegno è l'ultima fase di un processo lungo e articolato. Noi partiamo dalla vigna, quindi c'è il controllo in campagna, c'è il controllo in cantina, controllo documentale e ispettivo, c'è il controllo nella fase dell'imbottigliamento e dopodiché bisogna rilasciare un patentino affinché quella bottiglia possa andare sul mercato.
se vogliamo, il contrassegno di Stato è quel patentino, è quel bolle, quella certificazione che consente alla fine all'imbottigliatore, alla cantina che l'ha imbottigliato, di arrivare sul mercato. Grazie al contrassegno noi riusciamo a contare le bottiglie, riusciamo a risalire alla quantità prodotta in campagna e riusciamo a chiudere il cerchio dei controlli. In questo, ci tengo a dirlo, l'ho sottolineato oggi, l'Italia è eccellenza nel compito della tracciabilità. Non c'è paese che lavori meglio dell'Italia, quindi possiamo ben dire che in Italia il vino di OCG e da oggi anche le GT di peso come l'IGT Emilia sono tutte bottiglie che hanno una tracciabilità certa a garanzia del consumatore e a garanzia anche delle imprese che possono lavorare in un mercato concorrenziale ma sano. Nel complesso quanti milioni di bottiglie vengono certificate? Quanti contrassegni? Valore Italia certifica oltre 2 miliardi e 200 milioni di bottiglie l'anno e noi rilasciamo oltre 2 miliardi di contrassegni in giro per l'Italia. Questo è una garanzia per il consumatore? Assolutamente sì, è una garanzia, è una certezza per il consumatore. Una bottiglia con un contrassegno di Stato è una bottiglia che ha garantita e una bottiglia anche di qualità. La cooperazione riveste un ruolo importante in termini di volumi di bottiglie. Che cosa rappresenta questo in questo caso per il gruppo come Lega Coop? Allora, come la cooperazione rappresenta un volume importante, così l'Emilia Romagna per la cooperazione è sicuramente una delle regioni principali, per cui la cosa in qualche modo è reciproca. Sono tanti anni che cerchiamo dei metodi per avere una tracciabilità, una sicurezza, un controllo, perché purtroppo sono tante le cose che sfuggono in qualche modo, soprattutto quando parliamo di un IGT. È un qualcosa di molto innovativo perché appunto, come hanno detto alla conferenza stampa, è solo la seconda IGT ed è la prima in termini di volumi a adottare questa novità. Non è un vero e proprio contrassegno di Stato, ma è una fascetta che ci consentirà di contare esattamente le bottiglie, per cui credo che sia un grande passo innovativo, coraggioso e molto importante proprio anche solo per la valorizzazione della denominazione stessa. A livello nazionale, parlando di milioni di bottiglie, che cosa rappresenterà questa fascetta? Beh, diciamo che non è obbligatoria in generale, poi una volta che il consorzio la adotta, per i consorziati diventa obbligatoria, per cui ecco, l'obiettivo è proprio quello. Se è necessario ridurre il numero di bottiglie, se ci fosse qualcosa che appunto non rientra esattamente nei canali ufficiali, poi quanto questo metodo verrà come dire, preso anche da altri consorzi dovremo vedere con gli anni, con la sperimentazione, insomma, ma io credo che possa essere un qualcosa di efficace, a un costo tutto sommato contenuto, perché anche quello è il problema della fascetta di Stato, che ha un costo abbastanza elevato, e quindi probabilmente la sua diffusione sarà insomma un vantaggio per tutti.